Accanto al suo corpo sterminato di lastre e documenti, l'Archivio Giacomelli ha acquisito anche alcuni preziosissimi strumenti del mestiere, a suo tempo utilizzati per realizzarli, tra cui spicca una fotocamera in grande formato degli anni 40, entrata a buon diritto nella storia della fotografia. Si tratta della Linhof Technica 3, attraverso la quale la gloriosa azienda tedesca era riuscita a condensare in un dispositivo più compatto e maneggevole le caratteristiche peculiari dei cosiddetti banchi ottici. Quegli strumenti, cioè, dove le parti ottiche di alloggiamento meccanico della pellicola, collegati fra loro dal caratteristico soffietto a tenuta di luce, sono montate in una rotaia esterna da alloggiare nel treppiedi di sostegno. La Tecnica 3 rappresenta tutt'oggi un'eccellenza costruttiva, tra l'altro con valutazioni nell'usato di settore di tutto rispetto, in quel versante della fotografia analogica che ancora oggi coltiva e privilegia le pellicole cosiddette di grande formato, in questo caso il 4x5, con risultati finali che nessun sensore digitale ultrasensibile può ancora eguagliare. Ogni fotografia qui richiede l'applicazione manuale di valori scelti dall'operatore su apposite scale micrometriche che combinano tempi di esposizione, distanza e messa a fuoco. Al posto del tubo di scorrimento del banco ottico, una slitta, alloggiata sulla base della macchina, permette l'estrazione in piano di una superficie piatta sufficiente allo scorrimento dell'obiettivo, accanto a una serie di altri movimenti angolari, cosiddetti decentramenti e basculaggi, che consentano al fotografo di plasmare l'inquadratura secondo i suoi precisi desiderata. Un autentico prodigio dell'ingegneria fotografica, insomma, in grado di realizzare a tutt'oggi, con un opportuno ricondizionamento delle parti meccaniche, immagini di elevatissima qualità.